E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali. Un altro ospite proprio del Veneto orientale, Alessandro Coccolo, segretario del PD Portogruarese, al quale giro subito una domanda relativa alla città metropolitana, insomma questa città che sembra dividere in questo momento il Partito Democratico, perché a quanto mi risulta l'onorevole Martella la sostiene, lei invece, come peraltro credo tanti amministratori locali del territorio, la contesta. Come mai questa differenza? Allora, io penso che non ci sia nessuna spaccatura. L'ho detto anche in diverse occasioni che il PD, essendo un partito serio, un PD che è un partito che valuta le diverse opzioni e sulla base di quello poi fa una scelta. È chiaro che Andrea Martella, l'ho detto a tutto quanto il mio rispetto, è il primo firmatario di una legge che cambia il panorama istituzionale italiano, in particolar modo per quanto riguarda la provincia di Venezia. Io ho un ruolo che è quello di rappresentare gli iscritti degli 11 comuni del Portogruarese, e io ho registrato alcune perplessità che sono dovute al fatto, non tanto al lavoro dell'onorevole Martella, ma quanto al fatto che il Portogruarese negli ultimi 20 anni ha contato sempre meno. È sempre stato sbilanciato nei confronti... E questo per colpa di chi? Questo probabilmente perché non si è riusciti anche a livello politico a far pesare una specificità che nel caso mio è una specificità interregionale. Cioè il Portogruarese non è riuscito ad affermarsi come ponte fra Veneto e Friuli. Ma secondo me qui la colpa non è di una persona, è un atteggiamento generale. Parliamo dei comuni che vogliono scappare in questo momento dal Veneto, andare nel Friuli Venezia Giulia, ovviamente diciamo anche per i benefici dello statuto di autonomia. Potrebbe essere una soluzione magari estrema? Allora, il Friuli è sempre stato disponibile ad accettare... a differenza del Trentino. Esatto, tutti quanti i comuni del Portogruarese appartenenti alla patria del Friuli, quindi al Friuli storico. Io sono convinto che va bene anche Venezia, se Venezia, cioè va bene anche la città metropolitana, se riesce a garantire al Portogruarese quello che non ha mai avuto, cioè 3 cose. L'unità politica, l'autonomia vera, e risorse per investimenti costanti e non di più o di meno in base a come gira il vento, ma risorse costanti per gestire delle competenze reali sul territorio. Chi, dal mio punto di vista, riesce meglio a garantire questi obiettivi ha fatto gli interessi del mandamento e avrà anche il mio supporto. Quindi Venezia sì, ma non ad ogni costo, non ad occhi chiusi. Questo potrebbe essere il Portogruarese deve imparare a tutelare meglio i suoi interessi e a farlo con i denti. Basti guardare la questione del tribunale e qui, ecco, mi aspetto da parte di tutti unità. Lì dovrebbe andare con Pordenone e Portogruaro a quel punto col tribunale? Sì, ma devono chiudere tutte le sedi distaccate però. Perché se ne rimane aperta una, io dico no, deve rimanere aperta quella di Portogruaro. No, dico, tra San Donà e Portogruaro, sì. È meglio, cioè tra San Donà e Pordenone è meglio che Portogruaro vada con Pordenone o con San Donà? Io penso che il Tribunale di Portogruaro deve rimanere aperto e se chiudono, chiudono tutti e due. Bene, ringraziamo Alessandro Coccolo e molto rapidamente